Trasportare il gas naturale allo stato liquido permette di risparmiare molto spazio e fare meno gasdotti. Così il metano liquefatto dopo l'estrazione viene conservato a bordo di grandi navi finché, dopo essere stato riportato allo stato gassoso, è immesso nella rete di consumo. Con il collega Maurizio Menicucci siamo andati 12 miglia al largo della costa toscana tra Livorno e Pisa per capire come funziona il più giovane di questi impianti. C'è qualcosa di nuovo oggi nel mare, a 12 miglia esatte dalla costa tra Livorno e Pisa, e chi naviga queste acque non sfugge ai suoi radar. Il massimo che si può avvicinare sono 2 miglia nautiche, a velocità ridotta. È il terzo rigassificatore italiano, nato nel 2013 come Holt in partnership tra Iren e la tedesca E.ON. Vi lavorano a turni mensili 35 persone e può trattare poco meno di 4 miliardi di metri cubi di gas all'anno, circa il 6% del fabbisogno nazionale, che è di 65 miliardi di metri cubi. Non è un impianto fisso, ma una nave adattata a ricevere gas liquido. La FS Reu Toscana ha 110.000 tonnellate di dislocamento, è lunga 310 metri e può allineare la prua al vento, al motondoso e alle necessità di scarico delle navi gasiere ruotando su un perno geostatico fissato con 4 ancori al fondo, che qua è di 120 metri. Dai mercantili che la trasportano a meno 165 gradi per mantenerla liquida, e cioè quel che più abbatte i costi, a un volume 600 volte minore di quando in fase gassosa, la miscela di idrocarburi, soprattutto metano, viene pompata nelle 4 cisterne di stoccaggio del terminale, poi, quando serve, all'impianto di rigassificazione a prua. Qui, attraverso 4 scambiatori di calore, 3 grossi vaporizzatori, viene portato dallo stato liquido allo stato aeriforme gassoso e immesso nella rete nazionale dei gasdotti che inizia proprio sotto il terminale. Qualsiasi cosa possa produrre scintille a bordo è bandita, ma la probabilità di incidenti, affermano i tecnici, è molto bassa. Sono più di 40 anni che viene trasportato il gas via nave e non si sono mai registrati in più di 50.000 viaggi, trasferimenti, carichi, incidenti rilevanti. Il rischio maggiore per un impianto criogenico è una fuoriuscita di liquido che può, se il materiale utilizzato per la costruzione dell'impianto non è adeguato, può creare un infragilimento delle strutture. Ma l'improvvisa dilatazione di 600 volte del volume del gas liquido non è di per sé una esplosione? Assolutamente no, in quanto il GNL di per sé è un liquido e è mantenuto a pressione atmosferica. In caso di un eventuale rilascio di gas, questo evapora, e qui ci sono tutta una serie di sistemi per il contenimento di eventuali rilasci di liquido, rilasci di gas. La diluizione contribuisce a limitare il raffreddamento del mare, che serve a vaporizzare il metano liquido. Un delta termico tra ingresso e uscita di meno 4,61 gradi. E attenua l'acidità causata dall'ipoclorito aggiunto per impedire che gli organismi marini incrostino le tubazioni. Questo dosaggio avviene all'interno di certi limiti che per noi addirittura sono 10 volte inferiori ai limiti di legge. Le preoccupazioni attuali però sono più economiche che ambientali. Nonostante la flessibilità di questi impianti, che non vincolano i clienti ai fornitori come i metanodotti, la crisi e il crollo del greggio hanno trascinato verso il basso il prezzo del gas, rinviando a tempi migliori altri 6 rigassificatori offshore previsti in Italia e diminuendo i volumi di lavoro dei 3 esistenti a Rovigo, Porto Venere e qui a Livorno. Quanto avete adesso? La quantità totale sono 101.883 metri cubi. Percentuale di carico siamo intorno al 70%. La creatura di Iren E.ON in particolare, costata ben 850 milioni, ha già ricevuto attraverso le bollette degli italiani 45 milioni di aiuti dal governo come opera strategica e altri 83 sono per ora bloccati da un ricorso al TAR. Nel frattempo Holt ha chiesto di poter svolgere anche altre attività come il peak shaving. In caso di necessità, in circa 48 ore l'impianto è in grado di immettere gas in rete ad alta pressione e a grossi volumi. Questi rigassificatori di ultima generazione sono anche gli unici a poter svolgere una nuova funzione detta di bunkeraggio, cioè possono rifornire navi mosse non più da gasolio o da nafta, ma dal metano, combustibile più pulito e a maggiore efficienza energetica. In ogni caso gli specialisti vedono profilarsi per il metano nuovi scenari. Dovrà essere utilizzata per passare da energia basata sull'utilizzo del petrolio a un'energia delle rinnovabili, quindi nei prossimi 20 anni il gas aumenterà sempre di più il suo utilizzo.
L'equipaggio di una nave che non naviga invece guarda sempre lo stesso orizzonte, ma non ha rimpianti. Lavoro e responsabilità sono le stesse: tenere ordine a bordo, proteggere l'ambiente, seguire che tutte le operazioni vengano svolte bene e in sicurezza. E poi, tutto sommato, qui tra le secche della Meloria e l'isola di Capraia si gode di un magnifico panorama.